Signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti al salotto, anche con qualche, diciamo così, piccolo brivido iniziale, però pregherei a questo punto facciamo un applauso sparso così cominciare a scaccarvi, perché stasera diciamo sarà una serata in crescendo, vogliamo presentarvi diversi artisti come al solito, ma anche diciamo progetti che coinvolgono, che coinvolgeranno, stanno già coinvolgendo artisti. Ne parleremo durante diciamo l'arco di questa puntata che sta andando in streaming sul sito di Corto Corto, andrà su Radio Flash e che intanto viene vissuta qui direttamente live al Lab. Verranno a trovarci questa sera in Cobalto, parleremo di musica di strada con The Busker, ma adesso il primo applauso è per il primo artista qui sul palco, ladies and gentlemen, Alessandro Casalis. Grazie. Benvenuto, tu diciamo qui sei ormai di casa. Sì, grazie per... Qui no, qui sotto, mancava questo, Era l'ultimo step che mancava, perché abbiamo fatto fuori, sotto i portici, con la band, con un caon, da solo, qua sotto mancava. Ti mancava questo? Sì. Beh, questa diciamo è la situazione più Beatles che posso presentarti, perché è proprio una situazione camera. Bella però. È proprio una riproduzione originale quasi. Se ti piacciono i Beatles, come dicevi. Quello no, chiedi che erano i Beatles, se ti piace il Bruce Springsteen non ci sono problemi, quello è Morgan. Comunque vabbè, questi diciamo potrebbero anche essere dei tuoi riferimenti musicali, quelli che abbiamo citato, i Beatles, Morgan. Sì, sicuramente piacciono, quello è poco ma sicuro. No, dico che piacciono a te. Sì, no, che piacciono a me, certo. Poi tu dici chissà cosa è finito invece nel mio lavoro. Ah, lì, chi può dirlo, non si può sapere mai. Cosa partiamo questa noce? Ti faccio ascoltare una canzone che si intitola La vita che prende la mira. Parla di una potenziale paura che non sai se paura o non lo è, e poi alla fine non lo è. Ma te la faccio sentire. No, ma però non lo sai se lo è o non lo è. Penso non lo sia. Va bene, noi adesso più che pensare... Sempre domande... già scuola. Già... Figurati adesso che sono vecchio. Va bene, e quindi con questo piccolo pungolo che io ti ho fatto, però, ladies and gentlemen, Alessandro Casalis. Ho guardato il paesaggio e visto chi c'è, ma non ho mai avuto il coraggio di andare ad un palmo di mano da me. Così guardo indietro, quando ero bambino. Ti guardo mentre tu mi guardi, ma non ho il coraggio di farmi vicino. Per dirti lo sai, che ci sono anch'io. È una ruota che gira, è un invito e fatica, è la vita che prende la mira. Per dirti lo sai, che ci sono anch'io. È una ruota che gira, è un invito e fatica, è la vita che prende la mira. E mi son guardato dentro, e sai cosa c'è? C'è che non ho mai avuto il coraggio di andare ad un palmo di naso da me. Così guardo fuori e tu sei ancora lì. Ti guardo mentre tu mi guardi e di colpo si fanno più vivi i colori. Per dirti lo sai, che ci sono anch'io. È una ruota che gira, è un invito e fatica, è la vita che prende la mira. Per dirti lo sai, che ci sono anch'io. È una ruota che gira, è un invito e fatica, è la vita che prende la mira. Grazie. Alessandro Casalis. Quindi alla fine era paura o no? Boh. Figurati, già non mi ricordo cosa mi hai detto prima, figurati se le Cioè te fai le domande e poi fai... no. Io faccio le domande e poi chiaramente la mia mente... Poi pensi alla prossima, giustamente. Una palla a rotolo, o a quella che volevo farti prima non t'ho mai fatta. Ci sono tante cose inespresse.
però diciamo stasera intanto ci sono persone collegate, chi lo sa chi sono, che ci seguono diciamo sui social, ma abbiamo anche il pubblico qui presente in sala. Io per esempio ho visto un Gengio Dasso concentratissimo, e io questo è un complimento. Vabbè, questo è un onore, ma qui i musicisti non mancano, devo dire la verità. Diciamo, è anche una responsabilità. L'ultima volta era concentrato così, era una lezione all'università, veramente, quindi questa è una roba che secondo me gli è toccato qualche corda, poi magari andremo a scoprire quale, ce lo scrive sul social, però perché è più discreta come cosa. Grazie Gigi. E tu hai fatto subito il mezzo. Allora, a parte questo mio diciamo divagare, arriviamo invece al dunque, al sodo. la prossima canzone. La prossima canzone. A chi l'hai dedicata? La prossima canzone è una fotografia che ho fatto e poi ho provato a raccontarla all'interno di una stazione. Ho fatto una foto, ho detto adesso provo a... Cioè hai fatto la foto, poi ti sei messo la foto lì. Ho detto aspetta un attimo, adesso vediamo se riusciamo a raccontarla con una canzone. È venuta fuori sta roba qua. Chissà che poi non Come diventa dici? film. E chi... Forse questa volta un corto. Poi ce la farà vedere, però e come si chiama questa fotografia? Si intitola Nessuno dice niente. Nessuno dice niente. Perché infatti ho fatto la foto, ma non è che parlavamo quando ho fatto la foto, cioè, guardavo le persone dall'altra parte del binario. Vabbè, se no ti dico tutto il finale, la faccio sentire. Nessuno dice niente, noi figurati se ti smettiamo, non diciamo niente, diciamo solo Alessandro Casale. Seduti ad aspettare un treno che è in ritardo già da un'ora. Ci sono un vecchio, due bambini, un ragazzo e una signora. E la speranza li fa stare lì ad aspettare ancora. Tardi è sempre meglio che mai, così si aggiunge anche una sposa. Ma nessuno dice niente, ognuno ha i suoi pensieri in testa. Vorrebbero solo andare via da lì, da tutto quello che resta. Quello che resta. Seduti ad aspettare un treno che non vuole arrivare. Il vecchio si lamenta a voce alta, i bimbi iniziano a giocare. Le donne parlano di sentimenti e di qualcos'altro a voce bassa. Finché il ragazzo dà via di matto e incomincia ad urlare. Ma nessuno dice niente, tutti lo lasciano fare. Perché solo con gli anni e l'esperienza si potrà calmare. Seduti ad aspettare un treno che è in ritardo già da un'ora. Ci sono un vecchio, due bambini, un ragazzo, una sposa e una signora. Qualcuno inizia a cedere, qualcuno trova la cosa un po' strana. E poi da una panchina si alza un uomo che aspetta da una settimana. Ma nessuno dice niente, tra chi gli crede e chi pensa sia matto.
Poi qualcuno va via e qualcuno resta, io lo guardo distratto e scatto. Grazie. Alessandro Casalis, abbiamo ascoltato questa che diciamo è lo sviluppo di una fotografia. Sì. Oh, Gigio Dasso è rimasto, per il momento stiamo andando bene, Ci stiamo difendendo, Mao, dammi la mano, dai. No, lo so, adesso l'abbiamo messo in mezzo e poi adesso ti presenterò anche colui che stasera fa il tecnico RVN, che insomma vedrai che abbiamo una bella compagnia. Ma al di là diciamo di quelli che sono i nostri compagni di viaggio, so che in realtà tu spesso ti accompagni anche con altri cantautori. Sì, abbiamo fatto... Sì, abbiamo fatto un collettivo che si chiama CCP, riprendendo per scherzo un'altra band più famosa. In realtà è collettivo cantautori, nasce come Pinerolesi ma lo stiamo estendendo, e appunto la bellezza di questo progetto è quello di poter andare a fare dei concerti insieme, prevalentemente per beneficenza, però siamo riusciti ad avere dei buoni risultati per le onlus che abbiamo supportato, i progetti che abbiamo supportato, e in più ci siamo anche divertiti perché siamo riusciti a fare 2 teatri, avere un po' di spazi. Sì, no? Limousine, un po' di spese ce le siamo dovuti gestire. Se uno, come i Red Hot che arrivavano ai concerti, uno per limousine, no? Ma c'è gente che va a caccia, no, diciamo, si portano le salsicce. I panini, che devi fare? Allora, senti, questo invece, tornando a quello che invece è il tuo lavoro che stai per ultimare, perché insomma ricordiamolo, tu stai per lavorare un altro. Sì, è quasi pronto, diciamo metà anno 2019, sì. Fai testi anche delle canzoni qui stasera, diciamo. Allora, queste due qui fanno sicuramente parte di quel lavoro lì. E poi c'è un ripescaggio da quello precedente dove gli ho dato nuova dignità. Sono andato a vedere un concerto di un cantatore, secondo me bravissimo, si chiama The Leading Guy, e lui diceva questa cosa, che buona parte delle porte che vengono aperte a un artista tendenzialmente è dovuto a una canzone, o prevalentemente a una canzone, no? Che più di altre è in grado di aprire certe porte. Ed effettivamente... No, anche 3 o 4, però lui effettivamente... No, però ce n'è una che magari ti dà un po' più di sprint, un po' più di coraggio. E allora io ho ripescato quella che penso sia questa, nel mio repertorio, quella che ti dà più sprint. Sì. Va bene, e allora come si intitola? Si intitola Difetti perfetti. Ah, Difetti perfetti. Ah, questa la conosci? Questa me la ricordo. La ricordi? Alessandro Casalis. È furbo, Furbo, diciamo, memore. Furbo, già. Mi piacciono i tuoi denti bianchi, mi piace come canti quelle canzoni che conosci solo tu. Mi piace come ridi, mi piace come scrivi, e quando invece non mi scrivi più vengo lì a vedere se c'è ancora campo. Mi piace come cammini, le dita sottili, e quando per pensare metti la testa in giù. Mi piacciono i dettagli, mi piacciono i miei sbagli, come in un continuo déjà vu. E in mezzo a questi sbagli mi piaci tu, che arrivi quando vuoi, che parti all'improvviso, e quando meno me l'aspetto già mi aspetta il tuo sorriso. Che vivi come vuoi, non hai mai progetti, porti in giro i tuoi difetti perfetti. Penso al tuo respiro quando sono in giro, e poi per caso mi ritrovo lì davanti a casa tua, e viene giù a dirotto, sono senza ombrello, ed è una parte degli sbagli che non devo fare più. E in mezzo a questi sbagli
mi piaci tu, che arrivi quando vuoi, che parti all'improvviso e quando meno me l'aspetto già mi aspetta il tuo sorriso, che vivi come vuoi, non hai mai progetti, porti in giro i tuoi difetti perfetti, mi piacciono i tuoi occhi stanchi, mi piacciono quando ti alzi, mi piace come ridi, mi piace come guidi d'estate senza scarpe, mi piacciono i tuoi occhi neri, le foto in cui vedo com'eri, mi guardi mentre guardo, sono ancora via di scampo, ma non ho via di scampo da te, che arrivi quando vuoi, che parti all'improvviso e quando meno me l'aspetto già mi aspetta il tuo sorriso, che vivi come vuoi, non hai mai progetti, porti in giro i tuoi difetti perfetti, arrivi quando vuoi, poi parti all'improvviso e quando meno me l'aspetto già mi aspetta il tuo sorriso, che vivi come vuoi, non hai mai progetti, porti in giro i tuoi difetti perfetti. Grazie a tutti. Alessandro Casalis, allora senti Ale, prima di salutarci volevo chiederti, ma tu ogni tanto ti è capitato, ti capita di andare a suonare per strada, fare busking proprio? Mi è capitato, sì, ultimamente no sinceramente, però in passato l'ho fatto, è stato divertentissimo e in un'occasione l'ho fatto anche, che credo sia stata la più bella, a Collisioni, dove c'è uno spazio busking e lì è stato, cioè c'è anche una forse più semplice per certi versi rispetto a chi lo fa veramente in strada, però è stato bellissimo perché era una delle prime volte che lo facevamo in una situazione diciamo un po' più protetta, un po' più, sì, diciamo che tutti sono predisposti anche all'ascolto di musica, però forse non bello. sai che sta per venire fuori, so che insomma non so se ti appassioni tu di talent, segui ogni tanto i talent. Sì. Sta venendo fuori un talent di busking, sì. è un progetto pilota qua di Torino, ne parliamo fra ma poco. Qui lo fa, bello. Qua no, perché non siamo per strada, però adesso ti ripresento fra poco. Giustamente, che busking è per strada. Per strada, se no quello non è busking. Fai d'estate, quello è housing, quello non è però quindi ci sarà anche un talent di busking. Preparati, adesso arriva la bella stagione. Sì. Magari se ti interessa, forse sono già chiuse le iscrizioni, però diciamo io, sai, qualche cazzata la devo dire. Vabbè, però, ci iscriviamo ad onore. Fa più simpatia. Vabbè, allora, dunque, con che brano hai deciso di salutare questo locale? Lo stream? Vi saluto con una canzone che si intitola Ti porto al mare. Ecco, bravo. Che dici, visto il periodo? Io ho già fatto questa roba qua perché sarà un anno che non vado. Che dici, Io dico di sì, però dobbiamo sentire che cosa dice il pubblico. Piace vincere facile. Se porti al mare il pubblico, comunque guida Alessandro Casalis. Credimi, il tempo passa in fretta, il tempo di una sigaretta, il tempo di un'estate al mare, il tempo che non c'è, il tempo di un caffè. Credimi, la vita è sempre quella, ma se la guardi da un'altra parte può sembrare anche più bella. Ti porto a fare un giro, se vuoi, con me. Ti porto al mare. Contiamo gli autogrill sulle autostrade, poi finalmente sabbia e sale.
Credimi, l'amore non ha fretta, come milioni di chilometri ma fatti in bicicletta. Il dolore travestito d'amore non fa per me. Credimi, i ricordi fanno in fretta ad aggrapparsi a fare presa, lascian segni sulla schiena. Ricordati di non dimenticare, di ricordarti di me. E ti porto al mare. Contiamo gli autogrill sulle autostrade, poi finalmente sabbia e sale. Ma il tempo con le sue fermate, in cui ognuno pensa a sé, e un giorno troveremo pace e parole da non dimenticare. Ah, ah, Grazie mille, grazie a tutti, grazie. Grazie.